Leonsino a Messina, coreografo, ballerino, vincitore di Amici 2004 e adesso la tua carriera prosegue naturalmente. Allora, finalmente dopo il Covid abbiamo riniziato e quindi sono molto felice. Sono molto felice di essere a Messina, anche perché in Sicilia ho lasciato una parte del mio cuore, eh, perché ho avuto una compagna di danza, ho avuto delle emozioni pazzesche vissute qui in Sicilia e quindi porto con me una ricchezza incredibile di emozioni e quindi ritornare è qualcosa di meraviglioso dopo questi anni di chiusura forzate. Tu sei albanese, poi sei arrivato qui in Italia, hai anche studiato alla Scala di Milano. Com'è stato questo passaggio dall'Albania all'Italia? Come mai ti sei trasferito qua? Allora, mia madre è venuta qua prima di me e molti pensano che fare un viaggio da un paese a un altro è qualcosa di drastico. Certo, abbiamo fatto tanti sacrifici, mia madre ne ha fatti veramente tanti, faceva 3 lavori per mantenermi, però il tragitto che ho fatto la prima volta dall'Albania qua ho visto i delfini, quindi per un bambino vedere dei delfini, vedere un mare splendido è molto emozionante e questa cosa è rimasta per tanti anni. Poi sono diventato cittadino italiano e quindi eh, molti possono pensare, come si dice, tante difficoltà, tante cose sono vere per noi che siamo in un altro paese, però questo paese ci ha abbracciato, ci ha dato molto calore, quindi cioè, vivere in Italia ormai è casa mia e quindi mi sento una parte integrante, ecco. Sei ospite di Gens, che è una forma di talent show. Tu anche hai formato ragazzi, hai anche una tua scuola di danza. Quanto è importante lo studio? Lo studio è fondamentale per qualsiasi cosa, per qualsiasi disciplina. Manifestazioni come queste dovrebbero essere tantissime. Io conosco Giovanni da moltissimi anni, saranno 20 anni che lo conosco. Crea sempre delle cose molto interessanti, di qualità e quindi per me è veramente un piacere essere qua, ma lo studio è la chiave di tutto. Studiare, studiare, studiare è quella la chiave. Hai fatto tanta televisione, tanti spettacoli, hai lavorato anche in Rai oltre che a Mediaset, ma adesso quali saranno i tuoi progetti futuri dal 2023 in poi? Allora, durante il periodo della pandemia, scusate se mi ripeto sempre questa cosa, sai, ci sono stati momenti di nulla e quindi il pensiero, la testa viaggia fantastica su cose inarrivabili e quindi spero che adesso che c'è questa ripartenza, la libertà di poter iniziare a riprendere i sogni, ovvio si dice di non dirli perché se no non si avverano, ma io ho realizzato un sogno. Ho aperto una scuola di danza in Sardegna, a Cagliari, e sono davvero molto felice perché era un sogno che avevo da tanto tempo, ecco. Insomma, sei attirato dalle isole, prima la Sicilia, adesso la Sardegna. Allora sì, sarei rimasto in Sicilia molto volentieri perché, come dicevo prima, amo questa terra, amo le persone, amo il cibo, il mare, tutto quello che la Sicilia offre lo amo e quindi sì, sono un po' attirato dalle isole, quindi non so, sarà questo il problema, non lo so.